Si è parlato della sinistra italiana e del suo attuale decadimento questa sera presso la sala anziani di Palazzo Moroni a Padova. A prendere parte alla discussione dal titolo Gramsci e Rosselli in Europa c'erano Marc Lazar, professore di storia e sociologica politica a Sciences Po Parigi e alla Luis di Roma, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, Valdo Spini, presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Chiara Zampieri, dottoranda di ricerca Università di Roma 3 e Flavio Zanonato, deputato europeo Socialisti e Democratici. Con esempi e citazioni di Gramsci e Rosselli si è parlato di propositi per il futuro per sanare la grave crisi di sinistra. Serve una sterzata più a sinistra o verso il centro, ma serve perché altrimenti non si riusciranno più a intercettare i consensi popolari e l'assenza di una prospettiva ben definita certo non giova a questa sinistra. Swishenberg Channel News, Padova. Ma non dobbiamo dimenticare che è stato un momento di grande contestazione.